Ah, il Nadal, un dei momenti più bei dell'anno. Lusutis, calor. E i pisi sul divano dopo che tu hai mangiato anche il tonone. No dai, non è, o scherzi, tu sei sempre la migliore. Però, insomma, il mese di dicembre è onda impegnativa anche in Friuli. Città che adora con ricorrenci e sans. A proposito, voi altri, se so team Santa Lucia o San Nicolao? Che ho celebredis une o che altre giornate, non potete non aver mai veduto una sfilata dai Krampus. La sera dai 5 di dicembre, le donne di Starvis, Pontebbe, Ugovice, Ciamparos, Malborghet e tanti paesi del Valtianal si animano di tamburs e flammis inquietanti per far strada agli annui dal mal di San Nicolao. Di aulat che accorrono da ora al frutta ai giovani con whisky e bastons per strade dai paesi. Dite così, e può dare insomma a una manifestazione un tic violente, ma è una delle tradizioni più autentiche che si conservano in Friuli. E poi, va bene la sbigole, io se la prima fosse tra i bregose, ma assisti al momento dai Krampus Blanc che si playa dinanzi di San Nicolao per rappresentare la vittoria dal ben sul mal. È un spettacolo di non perdi, mal che lei con qualche Ave Maria o varresti di suiasse. E a proposito di preghiere, lo sapevi già che il Friuli è l'unico posto al mondo dove vive la tradizione del Missus? Il rito aquileiese de novene di Nadal. Da ur di una tradizione millenaria, dai 9 di sprint di Nadal, si chiati inglesi per ricordare e recitare il toc dal Vangeli, dove si conta l'annunziazione. Il Missus, appunto, dall'agnolo a Maria. Ma non è finita qua, perché che con gli messi speciali in Friuli, ogni indenant fino a di Epifania. Ai 6 di gennaio, di fatto, a Cividad si fa la messa dai spadoni, dove il diacon al mostre e al benedizduc con la spada che era dal patriarca Marquat di Randec. Queste era presente il potere temporale che si unisce al potere spirituale e riguarda il momento di insediamento dai patriarchi che dal 1077 al 1420 ieri nasciava non nome di metropoli di Aquilea, ma anche dal Stato Furlan. A Glemone, invece, è famosa la messa dal talar, dove il sindaco regala all'Iglesia una moneta di Arint, il talar, appunto, tanto che è simbolo di collaborazione tra il potere temporale e il spirituale. Insomma, ho fevelin di millenni di storie che ogni anno si rinnovino con queste tradizioni. Ma il Nadal Furlan era caratterizzato anche di riti pagani, dove il fug era l'elemento protagonista di queste giornate. Il primo rito era che dal cioc, anche chiamato Nadalin, un gran toc di len che il più giovane de famè all'impiavetta di deve, prima de messe di Medin, la messa di Miegegnot de Gnot di Nadal, e che alveve di restare impiato fino ai dì d'Epifania. Era compito dai più vecchi, non fa morire il fogolar, così la gnuf al essere stato fortunato. Ultime feste da Nadal e peade al fuc e l'Epifania, dove che ancemo voi il Friul al devente tutto un pignarol. Ma di che fantastico, svinge a contare. Amico, tra una fetta di panettone e che altre. Vi ho di venire a mettere un mi piace al video, per piacere, Buon Nadal, mularie!